Ben ritrovati, tante e diverse le notizie all'interno del nostro TG. Cominciamo dai titoli. Forti raffiche di vento in Calabria, Castrovillari, sfiorata la tragedia, un albero cade e colpisce un passante, l'uomo è rimasto illeso. Pubblicati i decreti per i nuovi budget per la sanità calabrese nel 2019, tagli per 8 milioni di euro. L'ex sindaco di Siderno, Pietro Fuda, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, il consiglio comunale sciolto nell'agosto del 2018. Dopo la sentenza del TAR che ha annullato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni di Lamezia Terme e Marina di Gioiosa Ionica, i sindaci Mascaro e Vestito, pronti a riprendere il lavoro interrotto un anno e mezzo fa. A Cassano invece, dopo la conferma dello scioglimento, gli ex amministratori si rivolgono al Consiglio di Stato. Individuati dai carabinieri responsabili della piantagione scoperta a luglio in una zona boschiva della Locride, in manette 3 persone. Un rigore trasformato da Bruccini regala un successo, il terzo in esterna per il Cosenza che spugna il Curi battendo il Perugia, ancora un KO per il Crotone che perde con la capolista Brescia e viene risucchiato in penultima posizione. Domani in campo le calabresi di C. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura il maltempo e i disagi in tutta la Calabria a causa soprattutto del forte vento, più di 30 gli interventi dei vigili del fuoco, fiocchi di neve nel pomeriggio a Cosenza, domani allerta gialla della protezione civile, vediamo. Neve su Cosenza, queste immagini girate nel primo pomeriggio di oggi, strade semideserte, vento e temperature polari, puntuale l'ondata di aria gelida di origine artica ha interessato l'intera Calabria. Stamattina è stato il vento a fare paura e alcuni danni. Nella città dei Bruzzi un albero è caduto sulla carreggiata nei pressi della vecchia villa comunale, disagi alla circolazione. Sono stati i vigili del fuoco con l'ausilio di alcuni operai di una cooperativa, nonostante i fiocchi di neve e il freddo intenso, a rimuovere il grosso tronco e liberare la strada che è rimasta chiusa per alcune ore. Tragedia sfiorata a Castrovillari, in Viale del Lavoro, dove le telecamere di un esercente commerciale hanno documentato come le forti raffiche di vento abbiano causato anche qui la caduta di un albero che ha colpito un passante, una scena davvero incredibile. L'uomo non avrebbe riportato ferite, impaurito è stato soccorso e aiutato ad alzarsi. Fiocchi bianchi anche sulle città di mare San Nicolarcella, Diamante e Paola, sul Tirreno Cosentino, precipitazioni più abbondanti su Sila e Pollino, diramata dalla protezione civile un'allerta gialla che segnala rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale per domani, previste infatti nuove forti raffiche di vento. E a Cosenza nel pomeriggio è stata davvero tanta paura per un'auto in fiamme, si è davvero temuto il peggio sul posto, le forze dell'ordine, nessun ferito, vediamo. È esplosa una macchina su Piazza Bilotte fumata. Paura nella centralissima piazza Bilotti a Cosenza, le fiamme alte illuminano il buio del pomeriggio invernale, si teme un'esplosione, panico tra i passanti, le urla, la fuga, immagini e video postate sui social. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, le ambulanze del 118. Si comincia a lavorare formando il cordone di sicurezza e spegnendo il rogo che, si verifica, ha interessato un'auto parcheggiata. Nessuno al volante, nessun passante al momento dell'incendio. Per fortuna nessun ferito. Per precauzione la polizia ha fatto sgomberare una pizzeria vicina al luogo del rogo in cui una quindicina di persone stavano festeggiando un compleanno. Della Focus non restano che le lamiere annerite, in corso accertamenti per verificare l'origine dell'incendio. Andiamo avanti con la sanità, sono stati pubblicati i decreti relativi ai nuovi budget nel 2019, tagli per 8 milioni di euro, i particolari nel servizio di Anna Franchino.
Partiamo dai tagli alla sanità che il nuovo budget per il 2019 definito dal commissario ad acta Saverio Cotticelli e dal subcommissario Thomas Schell hanno previsto. Saranno circa 8 milioni di euro tra acuti e post-acuti in meno nel bilancio per la salute dei calabresi, soldi che serviranno in parte per soddisfare le sentenze del TAR e per aiutare le legittime aspettative della radiologia oncologica del Marrelli e per i laboratori. I 3 decreti pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria riportano in dettaglio le cifre e le ripartizioni struttura per struttura previsti dal bilancio per il 2019 per il privato accreditato, stabilendo il livello massimo di finanziamento alle ASP per l'acquisto di varie prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. In particolare, con il decreto numero 35, la struttura commissariale ha fissato in 172,8 milioni il tetto per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale, residenziale sanitaria e sociosanitaria e di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare e extraospedaliera. Il decreto numero 36 invece ha stabilito in 67,4 milioni il livello massimo di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Infine, con il decreto numero 38, Cotticelli e Schell hanno definito il tetto massimo per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera in 188,4 milioni di euro, di cui 57,7 per post acuti. Nei decreti l'ufficio del commissario infine ha disposto che entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere sottoscritti fra le aziende sanitarie provinciali e le strutture erogatrici delle prestazioni per il 2019 i contratti che regolamentano i loro rapporti giuridici ed economici. C'è una notizia che è appena arrivata in redazione: 2 carabinieri in servizio a Vibo Valentia sono stati arrestati con l'accusa di concussione aggravata in concorso. Gli arresti risalenti al 18 febbraio scorso sono stati convalidati dal GIP di Palmi, che ha emesso a carico dei 2 militari un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, concordando con la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica diretta da Ottavio Sperlazza. Secondo l'accusa, i 2 militari avrebbero costretto un imprenditore del settore del fitness, titolare di una palestra laureana di Borrello, a consegnare 1.000 euro per evitare di essere accusato da una persona alla quale lo stesso imprenditore aveva venduto anabolizzanti che si sono rivelati inefficaci. Indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex sindaco di Siderno Pietro Fuda. All'ex primo cittadino è stato notificato nei giorni scorsi un avviso di conclusione indagine. Vediamo. Avrebbe favorito gli interessi della cosca di 'ndrangheta dei Commisso. Indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex sindaco di Siderno Pietro Fuda. All'ex primo cittadino, 76 anni, già senatore, presidente della provincia di Reggio e assessore della regione Calabria, è stato notificato nei giorni scorsi un avviso di conclusione indagini. Dall'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia Regina è emerso che Fuda, eletto sindaco nel maggio del 2015, avrebbe consentito alla cosca Commisso di assumere una posizione di influenza nel Consiglio Comunale, promuovendo e consentendo la nomina a presidente dell'organismo di Paolo Fragomeni, legato da vincoli di parentela con la famiglia De Commisso. Il comune di Siderno è stato sciolto per presunti condizionamenti della criminalità organizzata nell'agosto del 2018, quando Pietro Fuda era ancora sindaco. Torniamo ad occuparci della sentenza del TAR del Lazio che ha annullato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme. È accaduto anche a Marina di Gioiosa Ionica. I sindaci Mascaro e Vestito sono pronti a riprendere il lavoro interrotto 1 anno e mezzo fa. A Cassano invece, dopo la conferma dello scioglimento, gli ex amministratori si rivolgono al Consiglio di Stato. Vediamo. Il TAR del Lazio ha annullato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose non solo per il comune di Lamezia Terme ma anche per quello di Marina di Gioiosa Ionica nel Regino, confermando invece lo scioglimento per Cassano allo Ionio.
A Marina di Gioiosa Ionica, Domenico Vestito, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo, adesso è pronto a tornare in municipio. Il comune, lo ricordiamo, era stato sciolto il 24 novembre del 2017 con decreto del Presidente della Repubblica dopo la relazione finale della commissione d'accesso incaricata dal Ministero dell'Interno, provvedimento che era stato impugnato dall'allora sindaco Vestito, che adesso, dopo la decisione del TAR del Lazio, potrà tornare alla guida dell'ente fino alle prossime amministrative. I giudici nella sentenza parlano di fatti travisati e di condizionamento della mafia non dimostrato, ribaltando così il giudizio del Ministero dell'Interno, così come è avvenuto per Lamezia Terme, dove il TAR allontana dalla giunta Mascaro le accuse di connivenza e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, e così Franco Mascaro è pronto a riprendere il lavoro interrotto a seguito dello scioglimento. Situazione diversa invece per Cassano allo Ionio, dove il TAR ha respinto l'istanza degli ex amministratori del comune della Sibaritide. L'ex sindaco Gianni Papasso parla di ingiustizia e presenta appello al Consiglio di Stato. Parliamo adesso del reddito di cittadinanza e di quota 100, perché la quinta tappa del tour del portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, parliamo di Riccardo Tucci, ha fatto appunto tappa a Rende per spiegare nei centri calabresi le misure adottate dal governo. Gianluca Pasqua. Il portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci, si rivolge alla platea del Museo del Presente a Rende. Il suo tour per spiegare il reddito di cittadinanza e la quota 100 è giunto in provincia di Cosenza. In ogni tappa il parlamentare offre le informazioni utili per capire le misure introdotte dal governo giallo-verde, tentando di spazzare via dubbi e perplessità. C'è tanta attesa, le sale sono sempre piene perché comunque è una misura molto importante. Per la prima volta io la considero la misura economica più importante degli ultimi anni del Paese, perché va a toccare direttamente le tasche dei cittadini italiani in maniera positiva, quindi la gente ha molta curiosità e tanti vogliono capire se loro stessi possono essere magari percettori, se non loro magari qualche loro vicino, qualche loro parente o qualche loro amico. Quindi è una misura molto importante perché toccherà 5 milioni e mezzo di persone in tutta l'Italia. Tucci risponde con assoluta sicurezza, anche quando gli si prospettano le possibili difficoltà del tessuto imprenditoriale calabrese a rendere disponibili le occasioni di lavoro per chi aderirà al reddito di cittadinanza. Tutti i percettori di reddito di cittadinanza, una volta assunti dalle aziende a full time a tempo indeterminato, passeranno in pratica la loro quota di reddito di cittadinanza alle aziende. Faccio l'esempio: se io ho preso il reddito di cittadinanza per 2 mesi e domani mattina vengo assunto, i 16 mesi restanti, facciamo l'esempio sui 500 euro al mese, vengono in toto girati all'azienda che mi assume, quindi è forse uno dei disincentivi più grandi economici rispetto alle aziende in termini contributivi. E poi su quota 100 replica chi sostiene che i lavoratori che sceglieranno di andare in pensione in anticipo perderanno qualcosa in termini economici. Questo permetterà un ricambio generazionale enorme sia negli enti pubblici che nelle aziende private. Quota 100 di suo sarà un altro grossissimo incentivo allo sviluppo di questo Paese. Chi aderisce a quota 100 a cosa rinuncia? Che secondo me non rinuncia a niente, più che altro acquisisce la possibilità finalmente di tornare alla propria vita. Uno che ha nipoti può tornare a fare il nonno, visto che non è un obbligo. Se dovesse rinunciare a qualcosa a cui proprio non può fare a meno, può decidere di continuare a lavorare tranquillamente, ma viene data la possibilità finalmente di andare in pensione alle persone che ne hanno la voglia, che non hanno più voglia, sono stanchi di lavorare, hanno voglia di godersi la famiglia e godersi magari i nipoti. Individuati dai carabinieri i responsabili della piantagione scoperta a luglio in una zona boschiva della Locride, in manette sono finite 3 persone. Vediamo. Questa è la piantagione di marijuana rinvenuta lo scorso luglio dai carabinieri nel Reggino. 1340 piante nascoste all'interno di un'area boschiva, in parte demaniale e in parte privata, in località Fiorentino, nel comune di Canolo. Adesso in manette sono finiti i presunti responsabili. Si tratta di 3 persone di Canolo, Bovalino e Palizzi. La piantagione era stata scoperta nel corso di un rastrellamento da parte dei militari. Successivamente, per oltre un mese, il sito è stato controllato e osservato e così i carabinieri
carabinieri hanno filmato alcuni uomini mentre a turno si prendevano cura della piantagione. Le piante venivano concimate, irrigate mediante un sistema di tubi in polietilene. I 3 sono stati così arrestati dai carabinieri della stazione di Agnana Calabra e dello squadrone eliportato cacciatori Calabria di Vibo Valentia, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Locri su richiesta della Procura. Sono accusati in concorso di coltivazione continuata di ingente quantità di cannabis indica. Nel corso dell'operazione è stata anche notificata un'informazione di garanzia nei confronti di un 63enne di Canolo. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. La Corte di Cassazione ha annullato la confisca del parco eolico di Isola Caporizzuto. La decisione in accoglimento del ricorso avanzato dai titolari del parco eolico tra i più grandi d'Europa è stata dimostrata, spiegano i legali, l'assoluta estraneità dei proprietari del parco eolico a qualsiasi cointeressenza mafiosa, in particolare l'assoluta liceità dei finanziamenti ricevuti. Arrestato a Cirommarina dai carabinieri un imprenditore edile 34enne perché ritenuto responsabile dell'incendio a scopo intimidatorio ai danni di una agenzia di viaggi. L'uomo, durante l'azione criminosa ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, ha riportato delle ustioni. Violenze e vessazioni contro l'ex moglie, arrestato dalla polizia un avvocato alla Lamezia Terme. Le indagini nei confronti della professionista hanno consentito di ricostruire gli abusi andati avanti sin dal 2003, quando la coppia viveva ancora insieme. L'ex marito avrebbe anche impedito alla donna di uscire dalla propria abitazione. Un 25enne originario di Cosenza, gli arresti domiciliari a Castelvolturno in provincia di Caserta, non avendo i soldi per pagare il fitto, è evaso facendosi arrestare. Il giovane, che si è presentato in questura a Firenze, agli agenti avrebbe spiegato di aver scelto il capoluogo toscano giudicando il carcere fiorentino migliore di altri, dove avrebbe potuto scontare la pena. A Cosenza adesso sarà una delle opere più importanti del Mezzogiorno. Parliamo del planetario della città dei Bruzzi, che presto sarà inaugurato a Gergeri. Vediamo. Mancano ormai poche settimane per l'apertura al pubblico di una delle opere più imponenti del Sud Italia, il Planetario di Cosenza, che con una cupola interna di 15 metri di diametro è secondo in Italia per dimensioni solo a quello di Milano. Il Planetario, situato vicino al ponte di Calatrava, sulla sponda del fiume Crati, in località Gergeri, ha una sala arredata con 113 poltrone basculanti e roteanti ed è dotato di un avanzato sistema di proiezione in alta definizione che permette di svolgere nuove e straordinarie esperienze nel campo della didattica e della comunicazione astronomica. Il proiettore ottico Star Master ZMP della Zeiss è capace di proiettare nella cupola fino a 4.000 stelle, un sistema di proiezione che rappresenta quanto di più avanzato esista attualmente in Italia e che risulta tra quelli più all'avanguardia sia in Europa che nel mondo. Lo Star Master sarà integrato da altri 6 proiettori digitali che possono funzionare o autonomamente o sincronizzati tra di loro. In fase di ultimazione anche il Museo delle Scienze, annesso al planetario, e tutta l'area esterna, grandi opere che hanno anche una forte valenza sociale. Gergeri, infatti, un tempo periferia degradata della città, con il ponte di Calatrava, il planetario e il Museo delle Scienze, diventerà il simbolo della bellezza e della crescita di Cosenza. Le iniziative della Fondazione Guccione per fermare le stragi sulle strade, vediamo. Una canzone contro la prepotenza delle auto nelle città. Ecco il video di Time for Action, iniziativa della Fondazione Luigi Guccione Onlus. L'iniziativa, presentata alla Camera, sarà illustrata anche a Cosenza. È un cortometraggio che è stato costruito tra la Calabria e la Toscana, da un regista molto bravo che è Mauro Nigro e da anche attori giovani che sono qui del vostro territorio, e poi a Firenze, nel centro storico e nelle colline di Fiesole, ed è un inno nuovo ad una visione nuova di mobilità, e cioè non più le auto al centro della mobilità urbana ma le persone,
come è successo a Pontevedra, una città in Galizia che è un po' come Cosenza il numero di abitanti. Al centro del progetto le famiglie, i bambini e le bambine. I bambini e le bambine, i disabili si trovano bene, girano bene in città e beh, stiamo bene tutti, e più nello stesso tempo vuol dire che la città è fruita dai pedoni, dai disabili, dai ciclisti, dalle mamme, dai nonni. Questa è la vita che dobbiamo dare, la prospettiva nuova. Una nuova visione dunque per fermare la strage stradale e per combattere l'inquinamento urbano. Un messaggio poi rivolto ai sindaci dell'area urbana. Diciamo, incontriamoci, noi metteremo a disposizione esperti di livello internazionale che possono darvi un contributo, non per chiudere una strada, ma per costruire un futuro nuovo per le nostre nuove generazioni, ma anche per noi che abbiamo molti anni di più. Sarà presentato inoltre un dispositivo per limitare la velocità sulle strade, si chiama ISA. Instant Intelligent Speed Adaptation. Il satellite è collegato con questo meccanismo e con un filo di sicurezza, così è stato chiamato nel 2015 quando esperti di mobilità nazionale e internazionale hanno in Italia promosso questo sistema. Che cosa produce questo meccanismo? Che l'auto, se il satellite riconosce una zona 30, anche pigiando l'acceleratore la macchina non va a più di 30 e a più di 30 è quasi impossibile uccidere una persona. Siamo allo sport, cominciamo con la Serie B, il Cosenza vince a Perugia, il Crotone sconfitto a Brescia, vediamo. Spegne con un successo le 105 candeline il Cosenza che nell'anniversario dell'avvio del movimento calcistico cittadino festeggia con la vittoria in esterna a Perugia la terza stagionale in cadetteria. Un 1-0 inaspettato, soprattutto perché la squadra di Braia si presenta al Curi con una rosa risicata, falcidiata da infortuni e squalifiche, spinta dall'affetto di oltre 900 tifosi che hanno sfidato le temperature gelide per sostenere i rossoblù in una gara condizionata dal vento forte. Parte subito arrembante il Cosenza che mette i brividi agli umbri con Capella, la sua incornata però è imprecisa. 7 minuti più tardi l'episodio che sblocca il risultato. Mungo entra in aria e viene messo giù da Moscati per il signor Prontera di Bologna e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Bruccini che spiazza Gabriel e firma il vantaggio dei Lupi, la seconda rete in 2 gare. Dedica del gol è tutta per il capitano Corsi, fermato da un lungo infortunio. Il Cosenza è inarrestabile, dopo qualche minuto Litteri ha sui piedi l'occasione del possibile raddoppio, ma è bravo l'estremo perugino a coprire lo specchio della porta. L'occasione persa ridà speranze ai padroni di casa che alla mezz'ora vanno vicini al pari, ma grazie all'intervento decisivo di Capela il traversone insidioso di Kuan dalla destra viene deviato in corner. Da qui in poi la gara scivola via senza troppi sussulti sino alla ripresa, dove il Perugia prova a raddrizzare la sfida, ne sta corre ai ripari inserendo Sadiq al posto di Han, ma non sortisce gli effetti sperati e così dopo la girandola di Cammi anche in casa Cosenza con l'ingresso di Garritano ed Izco si giunge al 44esimo all'ammonizione per Mungo che salterà la sfida di martedì con il Carpi e nel recupero concesso dal direttore di gara gli ospiti chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Dermacu che stende Sadiq al limite dell'area. Al triplice fischio e festa per il Cosenza che torna a casa con un ottimo successo che porta i Lupi a 3 punti dai playoff e condanna il Perugia al terzo KO di fila. Bisogna fare complimenti ai ragazzi, capito? Quello sì, perché i ragazzi se lo meritano per i sacrifici che fanno e per tante altre cose. Sono contento, veramente, sono contento per la gente, sono contento per i ragazzi, sono contento per la società, però mi auguro che martedì ci sia lo stadio pieno, perché ultimamente ci hanno un pochino lasciato soli per vari motivi, no? Lo sciopero, le cose che bisogna anche rispettare. Però ora stringiamoci tutti insieme intorno a questa squadra, dacci la mano. Regge per oltre un tempo il Crotone che alla fine si piega alla capolista e torna a casa a mani vuote. I pitagorici non sfigurano al cospetto del Brescia, anzi danno filo da torcere alle rondinelle, condizionate da un organico ridotto all'osso. A nulla servono i salvataggi di Cordaz che al 34esimo della ripresa non può nulla sulla punizione di Tonali che genera una mischia in aria all'ultimo tocco di Indoi che riesce a precedere Molina e a sbloccare il risultato. Il
Crotone rimane in 10 per l'espulsione per proteste di Masciascio e non riesce a dare concretezza alla sua reazione. Il Brescia invece trova il raddoppio nell'extra time quando Donnarumma mette la sua firma sul successo, segnando la rete che consolida il primato dei suoi. Crotone risucchiato in penultima posizione. Una partita del genere, se vuoi portarla a casa non ci sono problemi, non devi concedere gratuitamente quella punizione. E poi una cosa che veramente è assurda, mi sono preoccupato e ho cercato di portare questo messaggio alla squadra, ma anche la società ha portato questo messaggio alla squadra, di stare tranquilli, di non reclamare. L'abbiamo fatto per tutta la partita e poi fai un cambio e in una mezza punizione un mio giocatore mi fa una cosa del genere, è assurdo. E quindi vuol dire dare una possibilità alla prima in classifica, è vero, ma a un avversario che fin lì tutto sommato aveva difficoltà a portare a casa un risultato, ed è una cosa assurda concedere una cosa così, assurdo, ed è la cosa che mi dà più fastidio al di là dei punti persi, perché si può perdere qua a Brescia, assolutamente, ma non così gratuitamente. Oltretutto quando mi ero ripromesso di non concedere errori di atteggiamento caratteriali. In Serie C, dopo il riposo forzato, si torna in campo. Il Catanzaro, che al Ceravolo ospiterà il Monopoli, giocheranno in casa anche Vibonese e Rende. I rossoblù ospiteranno la Casertana, mentre i biancorossi affronteranno nel deserto del Lorenzo, a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, la Virtus Francavilla dell'ex tecnico Trocini giocherà in trasferta alla Regina in casa della capolista Juve Stabia. Vediamo. Sono 10 i punti di divario in classifica, ma la sfida fra Catanzaro e Monopoli è comunque uno scontro ad alta quota. Le Aquile sono quarte in graduatoria, subito seguite dai pugliesi, appaiati con la Casertana. La sosta è servita al gruppo di Auteri per recuperare energie fisiche e mentali in vista del rush finale, ma interrotto, un ruolino di marcia più che positivo, 5 le vittorie e 2 i pareggi conquistati nelle prime 7 gare del girone di ritorno dai giallorossi, che domani pomeriggio al Ceravolo cercheranno di ripartire, tornando al successo per avvicinare la vetta della classifica, dopo il pareggio maturato proprio con la capolista, chiamata ad affrontare un'altra calabrese, la Regina. Gli Amaranto, alla seconda trasferta consecutiva, puntano a riscattare la sconfitta di Francavilla. Di fronte però avranno la squadra dei record, migliore difesa e attacco più prolifico, un vero e proprio derby, visto che l'allenatore delle Vespe, Fabio Caserta, è un reggino doc. Ci prepariamo al meglio per questa bella gara che secondo me ogni calciatore vorrebbe giocare, in una bella vetrina contro la squadra fino adesso più brava e più forte del campionato, quindi stimoli ce ne stanno tantissimi, quindi siamo pronti per affrontare al meglio questa partita. Anche la Vibonese cerca riscatto, dopo 2 stop di fila i rossoblù ospiteranno la Casertana. Il tecnico Orlandi fa un appello al pubblico che in queste partite, in questi momenti fa la differenza. Chiama a raccolta i tifosi per aiutare la squadra a strappare via un risultato positivo da questa partita importantissima. Il Rende invece affronterà il suo passato a Lorenzo nel ritorno del tecnico Trocini, che con la sua Virtus Francavilla affronterà in uno stadio a porte chiuse la formazione di Ciccio Modesto, ancora all'asciutto di vittoria nel girone di ritorno. Serve un'inversione di tendenza per evitare di essere risucchiati nei bassi fondi della classifica. Ora toccherà ai pugliesi e poi si penserà al derby in posticipo con la Regina. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Un impulso di aria fredda artica sta facendo crollare la temperatura su tutto il territorio e nelle prossime ore favorirà anche il ritorno di nevicate fino a quote basse. Domani nella notte e al mattino residue deboli nevicate sui versanti orientali della Sila fino a 600-700 metri. Graduale miglioramento altrove. Residue deboli precipitazioni interesseranno ancora le Serre e il Reggino, con deboli nevicate sui monti oltre gli 800 mm. Temperatura senza grandi variazioni. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, agitato lo Ionio, con venti ancora forti dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, a Michele Cava in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.